Ottava corsa, premio Erasmus Store Cesena. Tanto vi ricordiamo, diamo la conferma che saranno Antonio Greppi e Roberto Vecchione a disputare la finale del 20 agosto del Super Frustino. Questa è una condizionata per cavalli di 4 anni, sono rimasti in sedo per il ritiro del numero 1, 2 Zagreb S Giuseppe Pietro Maisto, 3 Zagorit Emanuele Ossani, 4 Zeus DVS Giorgio D'Alessandro Junior, 5 01 MMG Roberto Vecchione, 6 Zoff degli Ulivi Vincenzo Piscoglio, 7 Zeus Girifalco René Legati. Problemi per Zagreb S. Veloci Zeus DVS 01 MMG e Zoff degli Ulivi. In vantaggio 01 MMG. All'attacco è Zoff degli Ulivi che si sistema secondo, mentre rompe anche Zeus DVS. Paletto dei 200 4, passati da Zeus Roberto DVS, Vecchione in 14,3. Squalificato numero 2 A distanza Zagreb è S, Zeus squalificato. di Girifalco che supera Zagorit e si mette in terza posizione. Quindi 3 più attesi, 400 in 29,9. Ora ha rallentato Roberto Vecchione col figlio di Ganymede, ne approfitta Zeus di Girifalco per andare all'esterno e mettere sotto pressione l'avversario. Quindi 0-1 MMG attaccato da Zeus di Girifalco, Zoff degli Ulivi che segue i due, 46,5 primi 600. Passaggio davanti alle tribune, 0-1 MMG, Zeus di Girifalco e Zoff degli Ulivi secondo alla corda, poi anche Zagorit un pochino più indietro, 1-1-4 il primo giro. Sempre in vantaggio Roberto Vecchione con l'allievo di Andrea Vitagliano. All'esterno è Zeus di Girifalco, poi Zoff degli Ulivi lì secondo alla corda, chilometro in 1.16,9. Ora si è ravvicinato anche Zagorit, retta di là con Zeus di Girifalco che ricordiamo rientra da febbraio, attacca l'avversario, Zoff degli Ulivi che segue i duellanti, stappa col piede René Legati, retta di là in 14,4, Zoff degli Ulivi cerca di avvicinarsi ma sembra ancora tonico al comando, 0-1 MMG, ora Zeus di Girifalco si fa ancora più pressante, sollecitato anche Zoff degli Ulivi, allarga però Zeus di Girifalco, allora 0-1 MMG allunga ancora e 0-1 viene a dominare nei confronti di Zoff degli Ulivi, quindi il doppio di Roberto Vecchione, il quadruplo di Andrea Vitagliano come trainer, 1.14,6 la media al chilometro per il figlio di Ganymede. La quota al totalizzatore di 1,90, quindi si chiude con il doppio di Roberto Vecchione questa giornata. L'appuntamento è per venerdì prossimo.